Giù, giù, via. E meno male che sta questo. Una, due, spazzato. Nel tuo letto caldo, io per le strade al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, Palma, ognuno pensa solo se stesso. ti chiamo io, sto facendo la diretta, scusami. La pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla questo. Scende la pioggia, ma che fa? Crolla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla questo. Buongiorno amici di Valletta Veste, ben ritrovati e risintonizzati. Il nostro pensiero va sempre alla nostra amica Emilia, che purtroppo ci ha lasciato. Purtroppo la vita continua, ragazzi. È inutile piangere sempre sul latte versato, ormai non dimenticarla, perché abbiamo fatto di tutto e ha fatto di tutto, soprattutto la nostra Emilia aveva la voglia di vivere, però purtroppo è così. La cosa più brutta è che, vedete, morire anche in questi tempi, non hai neanche gli ultimi saluti dei propri cari, dei propri amici. Questa è la cosa che fa veramente male. Va bene, però ho già la giornata uggiosa, già abbiamo il problema del coronavirus, poi succedono anche queste bruttissime notizie, però la vita continua. E dicevo, oggi ho avuto una telefonata da un amico che ieri, cioè, di una dell'associazione dei parrucchieri. Pensate un po' che Emiliano, il presidente della regione, ha chiesto, udite, di far aprire per pulire i cani, cioè a tagliare i peli ai cani, fare il manicure ai cani, cioè, alle persone non si pensa, cioè, pensate un po', cioè, questo è veramente assurdo. Allora, oggi sono in Barletta i scarciofre ma fa bambini oggi. Mamma, come facciamo? Non lo vuoi dire come si fanno i pieni, mamma? È facile. Dillo, scusa. Pulisce i carciofi e poi il rotondo di mezzo, fai l'impasto. Formaggio, uova, un po' di moliche di pane, un po' di pepe, un po' di prezzemolo piccolo, fai l'impasto e riempi i carciofi. Li metti nei tegami, eccoci.
Va bene. Sì, tosatura. Voglio aprire tosature per i cani. La regione, non ci pensano per il parrucchiere, ma non per discriminare i cani, sia ben chiaro. Però cioè, viene prima carne che canosa. Ho capito, ormai apriranno tutti, pian piano tutti, ma adesso non possono fare tutti insieme un assemblamento di apertura. Adesso pian piano, anche se stanno aprendo prima, non cose primarie ma secondarie, e pian piano riapriranno tutti, con calma, ragazzi, con calma. Cioè, anche Ruggero dice, anche io carciofi ripieni. Buon appetito, Regina. Vai Ruggero, vai. Sei il nostro Cinar. A Luigi non gli piacciono i carciofi. A me non piace, ma non perché A te non piace. sono gusti, ognuno. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo. Era giusto per darvi un buon appetito, perché qua stanno preparando, chi sta sistemando, chi sta facendo i servizi nelle vostre case. Vi auguriamo un buon pranzo. Ecco mio fratello gemello Luigi. Buon appetito ragazzi, buon pranzo a tutti. E mi raccomando, forza che ne usciremo, dai. Siamo quasi agli sgoccioli, in questa chioma. Ciao a tutti e buon appetito. Buon pranzo a tutti.